Al Torbella di Rivarolo sfida ad altri tempi tra due nobili del calcio ligure come Rivarolese e Pontedecimo. Il presente parla del girone C di seconda categoria, un campionato in cui la Riva vorrebbe farla da padrone ma paga un piccolo ritardo sul gruppo di testa. Il Pontedecimo è impelagato nella bassa classifica e cerca 3 punti per risollevarsi. Partenza a razzo della formazione di Sorbello, punizione di Mineo che beffa la linea avversaria dalle retrovie, sbuca Cavicchioli e la Rivarolese è in vantaggio. Dopo 8 minuti di gioco la reazione ospite però non si fa attendere, arriva dopo solo 5 giri di orologio. Papillo dalla distanza si inventa questo esterno destro che finisce dritto sotto l'incrocio dei pali, ma non è finita perché dopo il palo colto dagli ospiti e l'occasionissima sprecata da Baratta al minuto 43 il Ponte completa il sorpasso, punizione dal limite di Caselli che beffa Di Paolo e vale l'1-2 che dura però solo 60 secondi perché ancora prima del duplice fischio Gualdi per Caroglio, cross perfetto dell'esterno sinistro scuola Genova Calcio e colpo di testa di Sacchi che ne mette tutte in parità. La ripresa è divertente con tante occasioni, la prima che ci invia Alessandra Vaccari alla conclusione di Gualdi che Corsini devia in calcio d'angolo, poi un altro intervento dell'estremo ospite su punizione beffarde di Caroglia, quindi spazio alla Moviola per questo colpo di testa su cui la Rivarolese lamenta un tocco di mano. Il Pontedecimo si vede al 65esimo con la punizione di Papillo respinta da Di Paolo che sul proseguo dell'azione bissa l'intervento a terra. 3 minuti più tardi però è ancora su piazzato. I Granata passano in vantaggio ancora con Caselli che disegna la seconda traiettoria vincente della sua giornata. Forcing Rivarolese nel finale, altro rigore reclamato dalla panchina di Sorbello. A referto c'è da mettere anche un palo di Mineo e l'ultima disperata mischia su calcio d'angolo che non genera nulla di buono per i padroni di casa. Vince il Pontedecimo e risistema la sua classifica.